Buonasera a tutti ragazzi, altra neve in arrivo. Stavolta ragazzi addirittura si pensa che sarà oltre diciamo 1,5 metri di neve fresca. Quindi diciamo che a partire da queste ore in poi si aspettano nevicate intense sotto forma di vere e proprie bufere. Quindi e Val d'Aosta. A causa, diciamo, dei forti venti di scirocco, la quota della neve è prevista in sensibile aumento rispetto agli ultimi giorni. Diciamo più o meno ragazzi sui 1200-1300 metri, se non di più. Quindi la neve poi raggiungerà nel corso della notte, ragazzi, anche le Alpi della Lombardia e del Trentino Alto Adige. Sì, pure qua Alessandro. Oggi è uscito un po' di bel tempo all'improvviso, poi di nuovo io stavo il sole, ho fatto pure una diretta che ho fatto vedere che c'era il sole. Poi un'altra volta adesso sta mettendo proprio brutto proprio, ti giuro. Quindi ragazzi, la neve diciamo continuerà ad insistere diciamo al nord, quindi portando abbondanti nevicate sull'arco alpino centro-occidentale. Quindi si tratterà sicuramente, dicono, di un maltempo, Giuseppa. Si tratterà sicuramente, ragazzi, di una delle nevicate più abbondanti in assoluto per questo mese qui, che diciamo delle ultime nevicate che ha fatto. In effetti gli accumuli possono sfiorare. No, no, ancora no, lì no, no, ma domani ci sarà massima pioggia lì da te. Quindi sì, allora sì, oltre 1,5 metri di altezza, diciamo, di neve, quindi neve fresca. Sì, in Sicilia no, no, stasera, stanotte e domani maltempo massimo, quindi massima attenzione in Sicilia, ragazzi, perché tra, diciamo, pure domani sera, no, no, qui non si sa ancora, adesso dove stai tu, però qua parla di Sestriere, quindi Torino e Cervina Aosta, quindi qua oltre 1,5 metri di neve, ragazzi, quindi ci sarà però attenzione pericolo valanghe per il fatto che ci stanno sti sbalzi di temperatura, quindi adesso cadrà neve fresca, unita a quella lì che già ci sta, quindi ci sta anche il pericolo di valanghe. Comunque poi ragazzi, da stasera io già avevo fatto il video, già ho fatto uno per oggi e uno per domani. Comunque maltempo dappertutto, ragazzi. Maltempo massimo da voi. Proprio bello bello, ma forte pure. Si salva solo, ragazzi, oggi e domani la parte adriatica, cioè ma giusto quel pochino di Firenze, sa, dell'Abruzzo, giusto. No, no, non la sto sentendo, la verità, no, no. Quindi diciamo quel bordo giusto dell'Italia nel lato Adriatico. Poi per quanto riguarda Sardegna, Sicilia, e tutta l'allerta ancora massima in Liguria, dove a Genova, sì, a Genova si stanno allagando di brutto, ragazzi, e fino a domani sera io ho visto da satellite non smetterà di piovere a Genova, dove già i due fiumi principali hanno esondato già, quindi hanno allagato case, ma un casino ho letto poco fa. Quindi ci sarà, diciamo, massima da stanotte, ragazzi, proprio in arrivo, proprio questa tempesta di pioggia. Ciao Mastello, buonasera. Quindi massima attenzione domani sera in Calabria, ragazzi, perché domani sera in Calabria ho fatto vedere oggi, mi pare il video, quello là che altezza, diciamo, foto, sì, sì. No, ha fatto un po' di neve, sapete, a Napoli e diciamo sull'Etna in Sicilia, in effetti. Questa è stata la neve del sud Italia. Sul vulcano in Sicilia e a Napoli, la zona ospedaliera. Queste sono le due parti dove, sì, in Mastello state messi proprio male. Quindi già mi immagino Bardonecchia, tutte queste frazioni qua saranno proprio massacrate, diciamo, dalla neve, dico. Ciao Olivia, buonasera. Quindi la Calabria domani sera è allerta rossa e infatti stavo sul Dipartimento Civile qui e ci sta scritto massima allerta per la Calabria perché è in arrivo proprio un nubifragio domani sera, quindi
chiunque abita, ragazzi, diciamo facciamo da Cosenza in giù massima attenzione, quindi proprio la Calabria in generale, è dappertutto, è tutto rosso, quindi allerta proprio rosso, potete andare a controllare direttamente sul sito del... Sì, sì, la Sardegna sta coperta al massimo. Io ho visto poco fa dal satellite quando poi ho fatto i video, ragazzi, ho controllato di nuovo, la Sardegna è piena, quindi sta piovendo, pioverà, Chiara. Domani non si sa, stanotte e domani non si salva nessuno, ragazzi. Proprio deve essere quella fortuna. In Liguria diluvia, l'ho detto, fino a domani sera, Michele, farà così. Sì, sì, Alessandro, anzi Alessandro, se mi puoi fare un favore, se mi giri un video, però mandamelo su Messenger, capisci? Se lo vuoi, non, io poi quando lo pubblico dico questo me l'ha mandato Alessandro Marchini, non ci sta problema, eh. Se fai un bel video della montagna innevata mi fa piacere anche perché mi piace vedere la neve, perché qui non se ne vede neanche un po'. Quindi ho pure due o tre foto, se non vuoi fare video mi fa piacere lo stesso, le pubblicherò comunque. Quindi su Messenger me le mandi, non c'è sta problema, mi mandi il video. Oppure me lo mandi come si chiama? Sulle mail giuseppe781 @yahoo.it. Ragazzi, chiunque di voi, lo dico in generale, vuole registrare un video, sa, quello che sta in Liguria, il ragazzo che sta in Liguria, se mi può fare un video e mandarmelo sulla mia email, poi lo pubblico che comunque gli dirò il suo nome, mi scrive il nome e cognome bello scritto sulle mail che mi manderà, io lo pubblico e dico me l'ha mandato l'amico da Genova, Tizio e Caio, basta che mi scrivete il vostro nome e cognome, io poi nel video vi ringrazierò, diciamo. Quindi se qualcuno di voi vede neve oppure qualcosa davvero di maltempo, me lo può registrare in un videoclip almeno di un minuto e 20. Ma non lo so, sapete, in verità sto pensando forse una pizza, verità. Quindi se volete potete farlo tranquillamente, ragazzi. La mia email è giuseppe781 @yahoo.it, quindi molto facile. Se volete me le mandate lì sul video oppure potete contattarmi su Messenger, ragazzi. Mecchiorre Giuseppe, quindi mi trovate facilmente come ha fatto Alessandro, non è che ci vuole tanto. Tanto quel nome che compare sul canale è quello mio vero, poi a finale. Quindi su Messenger me lo potete anche inviare lì, non c'è sta problema. Quindi ragazzi, massima attenzione Liguria, domani la Calabria, ma tutta l'Italia in generale, Sardegna, ragazzi, diciamo che è proprio 2 giorni brutti. Poi domani sera sarei interessata alla Calabria. Sì, allora qua a Salerno adesso stanno nuvole nere e forte vento per adesso, quindi già immagino in nottata farà tanta acqua. Ma sto pensando, adesso sono un po' indecisa, la verità, volevo fare tipo un po' di qualcosa di caldo, la verità, tipo un brodo vegetale, un brodo di carne, per buttare un po' di pastino, la pizza, sto un po', diciamo, in bilico. Sì, la Sicilia, sì, sì, Massimo Maltempo pure, sì, sì, Massimo Maltempo. Proprio ciao Massimo, quindi il maltempo ragazzi, l'ho detto, si salva un po' la Puglia e il lato, diciamo, Adriatico, ma ciao Amelia, un pochino ragazzi, poi è tutto un macello, ho fatto le foto del satellite, è proprio allerta arancione, gialla, rosso, non si capisce nulla, l'Italia è coperta interamente, solo quel pezzettino del bordo, no, vegetale no, in senso ci metto qualcosa dentro, Alessà. Sì, anche se però opto per la pizza e non faccio nulla, chiamo oppure me la vado a mangiare là. Mo' vedo, mo' vediamo, anche perché il tempo, ragazzi, sta cambiando di brutto pure qua. Quindi non va- già così soffia, io sto, diciamo, lo sento proprio il vento, diciamo. Proprio sento proprio il fruscio del vento, no? Qua, impazzisco proprio, perlomeno qua dove abito io, penso che a Salerno sia uguale. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona serata e ci sentiamo. I bombolone. Bravo, eh. Ci sentiamo dopo per qualche altro video.
Quindi ragazzi, massima attenzione in tutta la parte, sì sì, in Calabria specialmente, a me te lo dico adesso, l'ho detto già prima, forse non c'eri ancora. Massima attenzione in Calabria, media. Quindi quando ti sposti fai massima prudenza perché domani ci sta, vedi che sicuramente sul tuo telegiornale locale sicuramente diranno che ci sta l'allerta rossa, quindi fai massima attenzione quando ti sposti. E buona pizza a tutto quanto, questo pure è vero, sì, sì. Vabbè, ragazzi, buona serata a tutti, ci sentiamo a dopo, ragazzi. Così pensiamo un attimo che cosa mangiare, però la pizza secondo me è la meglio cosa. Grazie Massimo, grazie a tutti come sempre, ragazzi. Se qualcuno vuole mandarmi qualche video della neve, di un'acquazzone forte, sa, qualcosa di bello, diciamo, qualche temporale forte, può mandarmelo alla mia email oppure contattarmi su Messenger, ragazzi. Quindi io poi lo pubblico e vi ringrazierò, basta che mi dite il nome e cognome perché qua ci sono tutti un po' pseudonimi, quindi Mastello 78 secondo me non si chiamerà Mastello 78, come forse sono pochi quelli che hanno, diciamo, nome e cognome proprio uguale. E vabbè, adesso fatti la pizza pure tu. Oppure io sto pensando già per domani, in verità, adesso sto pensando di fare un ragù alla napoletana proprio, quindi braciola, doppia coperta, costarizia, codica, una cosa leggera, capisci? Per scazzarmi proprio domani. Quindi già sto, a parte stasera sto elaborando già per domani. Quindi diciamo che già sto in preparazione per domani, perché domani voglio fare la parmigiana, sa, sta roba a livello tonno e cipolle. No, Jasmine ci vuole, io voglio fare un bel ragù, ma bello come si dice? Mastodontico, va. Di quelle cose che... Tanto domani piove, ragazzi. No, ha cominciato Maria a parlare del tempo, che sarà maltempo in generale in tutta Italia. Poi puntualmente si finisce, può finire di mangiare. Quindi è solito del mio canale finire così. Cioè parliamo degli UFO e finiamo col mangiare. Parliamo del massiccio, bravo. Parliamo di una cosa e finiamo sempre a finale di parlare di mangiare. Il riso bianco. Ti guardi la linea. Vabbè ragazzi, pure io che ti pareva, Alessandro già scappa Alessandro, io devo andare a mangiare, lui è buono. Lui, Avvocatello e Francesco sono i tre più pericolosi del canale. Come si incomincia a parlare di mangiare? Dico, ragazzi, ci vediamo dopo. Io già li immagino che stanno... Ma stai in ospedale tu? A Molinette ci sono stato pure io, un bello ospedale, la verità, ma tutto bene a finale? Sì, Jasmine, già come, visto come parla di mangiare, scappano proprio questi in cucina, proprio pazzesco proprio. Come quasi incomincia a dire ragù, cosa, scappano tutti quanti. Tutto ok, meno male. Sì, a me già stanno in da cucina con i piatti in mano, ci sono convinto, vorrei stare dietro di loro per un secondo. No, guarda, pure io avevo pensato, sai che avevo pensato, Maria, la lasagna, però come si fa qua con le polpettine, l'uova soda, il salame. Diciamo, vorrei fare questa cosa qui, però sono indeciso, capi? Quello è quello che devo fare. Anche perché qua è tutto buono, che fai? La parmigiana la faccio sicuro. Però poi devo decidere se fare una bella lasagna, quindi diciamo, voi dite lasagna, io la chiamo pasta a forno forse. Sì, alle Molinette quando stavo ai Giardini Reali a fare la fiera ci sono andato pasta e ceci, lagani e ceci, Mastello, qua va forte lagani, cioè le cocche, la pasta, bella, metà la frulli e metà lasci i ceci intatti, esce uno spettacolo, uno spettacolare. Sì, sì, i ceci, no, in effetti quando tu li vai a cuocere devi fare metà crema e metà, diciamo, no, che belli che si devono sentire in bocca, quindi butti le paciocche, è uno spettacolo. Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo dopo, dai. Paciocche e pasta e ceci. Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo dopo, dai. Qualche volta devo fare un video solo cucina.